Primo e importante test per la SEAP Gallicardillo Aragona, capolista del campionato di Serie B1, che affronta questo pomeriggio con inizio alle ore 18 al palazzetto Pippo Nicosia di Agrigento l'Altino Tenaglia Chieti. Questa mattina la formazione abruzzese ha fatto allenamento di rifinitura. Noi abbiamo intervistato il tecnico Daniele Litterio per parlare della partita. Sarà una bella partita, me lo auguro. Le mie ragazze sono abituate a combattere centimetro su centimetro. Sulla carta è una partita ovviamente a vantaggio dell'Aragona, che ha costruito uno squadrone importante, una bellissima squadra per la promozione. Noi siamo una squadra molto giovane, in fase di rodaggio e di evoluzione, e con giocatrici che hanno un curriculum sicuramente meno importante delle ragazze dell'Aragona. Quali sono gli obiettivi dell'Altino? L'Altino è un piccolo paese in Abruzzo, giocate a Pescara, gli obiettivi della società e dello sponsor. Ma gli obiettivi sono quelli di ben figurare, ossia di fare esattamente quello che stiamo facendo, prendere punti ma soprattutto lottare, esprimere un buon gioco, un gioioso impegno, una gioiosa aggressività. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a lei.